Una serie di piogge in montagna ha un po' mitigato gli effetti di questa straordinaria stagione di siccità e al netto delle continue emergenze climatiche con grandine, trombe d'aria e danni all'agricoltura disseminati in tutto il nord-est, anche dal governo è arrivato il primo segnale di ristoro che assegna al Veneto 4 milioni e 800 mila euro e al Friuli Venezia Giulia 4 milioni e 200 mila, che sono però meno della metà dei 10,9 milioni assegnati all'Emilia Romagna. Il decreto del governo delibera lo stato di emergenza per siccità per 5 regioni, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte, assegnando anche 9 milioni per la Lombardia e 7,6 milioni per il Piemonte. Soldi che piovono, almeno quelli, è il caso di dirlo, sulle regioni che da sole producono quasi la metà del Made in Italy a tavola, il 76% del grano tenero per fare il pane, l'88% del mais per l'alimentazione degli animali, il 97% del riso e allevano il 66% di mucche e l'87% dei maiali di tutta Italia. Dati diffusi da Coldiretti, che ricorda come in ballo ci sia il futuro di 225.000 imprese che rischiano di chiudere i battenti sotto i colpi della siccità, con i danni che si stima abbiano già superato i 3 miliardi di euro. Quanto alla differenza di fondi tra Veneto ed Emilia Romagna, l'ultimo censimento agricolo appena pubblicato non rileva una differenza così alta tra le due regioni. Il Veneto ha 80.000 imprese contro le 53.000 dell'Emilia, dove sono un po' più grandi, e dove la superficie agricola utilizzata è di 1.045.000 ettari contro le 820.000 del Veneto, quindi solo un quinto in meno dell'Emilia Romagna. Non sono chiari i criteri di assegnazione, che forse contano sul fatto che il Veneto ha maggiori bacini idrici e laghi, ma di fatto, sempre stima Coldiretti, se le cose perdurano, i danni solo per il comparto seminativo supereranno gli 800 milioni di euro, quindi 20 volte i fondi assegnati. I bacini montani, dopo le piogge, potrebbero mandare un altro po' di acqua in pianura e le previsioni meteo parlano di nuovi rovesci nelle prossime ore, tra l'altro con un nuovo allerta per criticità idrogeologica nella parte nord della provincia di Belluno per forte vento e temporali. Piogge che, se non basteranno a ripristinare il livello idrico, almeno aiuteranno a gestire la situazione emergenziale con un po' di margine, in attesa di nuovi interventi del governo, che si accinge a nominare il capo della Protezione Civile Curcio a commissario per l'emergenza idrica.